a Carmignano di Brenta con il sindaco Alessandro Bollis. Un tema scottante in questi giorni, c'è grande polemica per gli scavi che sono cominciati da poco vicino al fiume Brenta. Qual è il problema? Ma intanto partirei dall'atteggiamento non istituzionale della Regione, l'assessore Bottacin. Sono stato sorpreso di questo intervento fuori luogo. I sindaci non sono forcaioli, i sindaci sono i tutori dell'ambiente, sono i tutori dei cittadini. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che rispetto all'accordo di programma, che era strumento di garanzia, stiamo rilevando situazioni non corrette. Primo su tutti, l'accordo si fondava principalmente sul fatto che il progetto fosse realizzato in maniera subordinata al fatto che ci fosse ricarica della falda. Ecco, noi siamo convinti che questo non avvenga, anche perché le 2 opere di ricarica sulle 9 previste che sono state realizzate da Veneto Acque oggi non sono neppure più visibili a Nove Cartigliano, e per quanto ci riguarda non hanno ottenuto quel risultato di infiltrazione in falda tale da poter giustificare il quantitativo di litri che Veneto Acque ha intenzione di prelevare in questi territori. Oltretutto si parla anche di una costruzione di più pozzi rispetto a quanto inizialmente preventivato. C'è anche questo nella polemica in corso? Sì, inizialmente noi stiamo già dando acqua ai territori dal 80-85, quindi non stiamo mettendo in discussione l'obiettivo e la finalità, che è ottima e fondamentale. L'acqua è un bene pubblico universale, va dato a tutti. Noi stiamo mettendo in dubbio che non si può distruggere un territorio a favore di un altro, insomma l'equilibrio deve essere generale. I pozzi già esistenti, quelli che stanno già pescando dall'80-85, stanno portando via circa 800, a detta insomma della società che gestisce, 800 litri d'acqua al secondo. Quelli previsti dall'accordo del programma dovrebbero portare 950 litri al secondo, che si aggiungono a questi 800 litri al secondo. Da un calcolo fatto dal computo metrico estimativo, non da dati certamente inventati dall'assessore del comune nostro o da me, come Bottacin dice, guardando i dati delle pompe arriviamo a oltre 2700 litri al secondo. Quindi già qui l'accordo non lo rispettiamo. Se questo è rispettare l'accordo come dicono gli assessori, io francamente non so cosa significa rispettarlo. Credo che comunque il tema sia quello di riuscire a capire fin dove riusciamo a trovare una mediazione rispetto al fatto che l'obiettivo e la finalità non la contestiamo. Ecco, abbiamo parlato delle polemiche che ha sollevato la Regione. Come si fa a trovare un nuovo accordo o comunque a stabilire, diciamo, una sorta di pace tra i comuni e la Regione? Beh, abbiamo chiesto al Presidente Zaia, che sicuramente è un Presidente sensibile, Presidente attivo in questo, di venire in questi territori. Noi siamo disposti con lui sicuramente a ragionare, perché questo vuole il bon ton tra le istituzioni. Noi rappresentiamo delle istituzioni, lui rappresenta un'istituzione sovraordinata a noi, la Regione. Ci sediamo a un tavolo e facciamo una valutazione complessiva della situazione. Sono convinto che dal momento in cui anche il Presidente si potrà rendere conto che da un lato l'accordo non prevedeva escavazioni, e vediamo a Santa Croce Bigolina 560.000 metri cubi e tra Fontaniva e Carmignano altri 70.000 metri cubi, allora io credo che già qua l'accordo non ha rispettato. ARPAV doveva fare il monitoraggio della reale infiltrazione di acqua in falda nelle 2 briglie S1 e S2 Nove Cartigliano, e le sta facendo Veneto Acqua, cioè la società che dovrebbe essere controllata. E dall'altro c'è il tema casse di espansione, per la quale noi stiamo avviando anche tutta una serie di incontri con il Ministero dell'Ambiente per capire perché, in base a un OPCM, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, quell'area lì ex Cava Giaretta è ancora cassa di espansione così incompatibile con i prelievi. Quindi cambiamo sistema di prelievo, questo lo chiediamo, cambiamo sistema di approcciarsi agli enti, che non sono dei nemici ma sono dei collaboratori, se ben ovviamente messi a un tavolo e organizzati, e quindi noi siamo qua disponibili per la finalità comune, che è quella di dare acqua a territori che oggi non ce l'hanno. Un'ultima domanda a proposito della cassa di espansione: questi scavi possono prevedere alcuni rischi per chi ci abita vicino, oppure
almeno in questo caso la Regione ha provveduto ad avere certe garanzie e certe sicurezze? Allora, guardi, la cosa più emblematica di questo è che la cassa di espansione è una cassa di laminazione che dovrebbe servire a eventuali piene del fiume Brenta. Attualmente con una nota interna la Regione la declassa. Il motivo reale non si sa, anche se il piano di assetto idrogeologico considera quelle aree ad alto rischio idraulico. Quindi, se è vero, io sono qua disponibilissimo a parlarne con la Regione, se vorrà accettare il nostro invito di venire a discutere, a dire ok, se quella non è più cassa di espansione, domani mattina venite qua e chiudete lo sfioratore, cioè quell'opera, quel manufatto che serve per appunto creare lo sfioro tra l'area golenale e la cassa di espansione. La chiudiamo, perché se quella non è più cassa, io non mi prendo la responsabilità di avere un manufatto che serve per le piene.